poi venuto a sapere che 2 settimane prima, fino a quando si poteva, praticamente ci avevano anche dormito sulla pista, e questo fa davvero la differenza, soprattutto in una pista come St. Moritz, che come ho già detto devi avere veramente la pista in mente per poter sapere assolutamente dove andare, sia nei passaggi bui che ci sono nella parte sopra nella parte iniziale dove c'è la Hall House, sia nella parte sotto molto tecnica. Maria Olaus, 24 anni, è la prima vittoria conquistata in Supergigante proprio a Cortina d'Ampezzo 2 settimane fa ormai. È un atleta che dopo quel successo corre con un altro animo, vuol far bene, e lì ha cercato di mantenere una linea abbastanza centrale. Vediamo se pagherà. 26 centesimi il vantaggio. Ha incrementato un pochino rispetto alla Dummermuth, questa parte centrale la Hall House secondo me può fare bene. Lei è una grande supergigantista, scia molto bene, qua leggermente in rotazione, si è fatta anche riscaricare, però adesso che è entrato il sole, guarda, cambia ancora di più, guarda, è incredibile, come sciare con le luci spente o quando ti accendono i fari. Adesso questa seconda parte attacchi molto di più, sei molto più decisa, e guarda, io credo che avrà un gran vantaggio. Guarda, 54 e non ha fatto niente di speciale, semplicemente perché adesso c'è il sole in pista. Ma in parte questo sole l'ha seguita, diciamo, dalla parte alta della pista si è spostato, perché adesso in cima non c'è più una buona visibilità, una visibilità che in questo istante, per esempio, noi possiamo vederlo dalla postazione, non dalla pista, e grazie a te Barbara Merlin. Seguiamo soltanto fino all'intermedio Lara Gut, che citavi prima, soltanto per vedere. È buona, sai che è buona. E allora seguiamola fino alla fine. Seguiamola fino alla fine, perché così possiamo dare un aggiornamento prima di concludere. Questa è veramente una ragazzina terribile, è entrata in squadra svizzera con una prepotenza pazzesca e scia davvero bene. A Cortina, ti ricordi, il Supergigante era uscita, però stava andando davvero forte. Io ho paura che dia un dispiacere alla Hall House. Vediamo se così sarà. Sarebbe davvero una sorpresa incredibile, una gioia infinita. Saltato lunghissima per la Svizzera, che adesso si sveglia perché si rende conto che può passare avanti. Roccambolesco finale, no, pazzesco, è seconda per un centesimo, è seconda per un centesimo, ma speriamo non si sia fatta nulla, soprattutto speriamo non si sia fatta nulla. Sta bene, sta bene. Che emozioni, davvero, fino all'ultimo. Questa è una pazza, ma ci ha fatto veramente sobbalzare. Allora, per un centesimo dahinter auf Position 2. Viele Unterbrechungen, viele Ausfälle in der Folge. Und dann mit der Nummer 47 Tina Maze aus Slowenien. Wunderbare Sicht zu diesem Zeitpunkt. Sonnig, klar. Kälter ist es zudem geworden. Und oben immer schneller. War im Training nicht groß aufgefallen, Tina Maze, in einer Disziplin in der Abfahrt, in der sie bislang auch in ihrer schon relativ langen Karriere keine Rolle gespielt hat. 5 Weltcupsiege, alle im Riesenslalom herausgefahren. Tina Maze im technisch anspruchsvollen Teil sehr gut unterwegs. Vorsprung wird größer, unten im Zielraum die Gesichter länger. Da waren die Siegerinterviews eigentlich schon gegeben. Sind alle Siegerinterviews schon? Passiert ihr noch ein Fahrfehler? Tina Maze, letzter Weltcupsieg, liegt 2,5 Jahre zurück. In Sölden war es ein Riesenslalom. Bestes Ergebnis in der Abfahrt, ein 11. Platz. Vor 3 Jahren einmal in San Sicario. Gut in dieser Saison schon, in 2 Super-Gs, immer noch, auch wenn sie eine halbe Sekunde verloren hat, unten bei der letzten Zwischenzeit vorne Tina Maze. In den letzten Toren und neue Bestzeit. Erster Weltcup-Sieg, Maria Olaus mag es nicht glauben, für Slowenien in einer Abfahrt. Was für ein Rennen.